Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione particolarmente ricca di notizie di cronaca, quella di oggi, notizie che vi racconteremo con i nostri inviati nel Veneto, a partire dagli ennesimi incidenti stradali che si sono verificati sulle strade della nostra regione, uno a Conegliano, l'altro a San Donà di Piave, poi ancora l'ennesima tragedia sul lavoro a San Martino di Venezia in provincia di Rovigo, ed ancora i furti che continuano a flagellare l'intera regione. Ma prima di passare alla cronaca vediamo subito insieme quello che è stato l'esito del quesito al quale vi avevamo chiesto di rispondere nel corso della giornata di ieri, esito poi reso noto nel corso di Ring, approfondimento politico di prima serata. Ebbene, il tema era quello degli sfratti, sfratto dopo due mesi di affitto non pagato. La domanda, ebbene, il 96,3% dei telespettatori che hanno partecipato ha votato sì, solo il 3,7% ha votato no. Questo dunque l'esito del sondaggio. Noi ora torniamo alla cronaca, perché vedo che abbiamo in collegamento dal comando provinciale dei Carabinieri di Treviso la nostra Lina Paronetto, con una buona notizia stavolta, perché sono stati identificati dai Carabinieri i due rapinatori che avevano derubato la scorsa settimana l'ex primario di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto davanti alla sua abitazione a Conegliano. Lina, a te, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo al comando provinciale dei Carabinieri di Via Cornarotta in compagnia del comandante Stefano Mazzanti, buongiorno colonnello, comandante del reparto operativo, perché in effetti a distanza di pochi giorni, una settimana o poco più, era il 27 di ottobre quando Pierpaolo Urbani fu rapinato, si è arrivati a identificare di fatto i due rapinatori che le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso. C'è un terzo soggetto su cui avete svolto degli accertamenti, ma nulla conferma la sua presenza, e se c'era probabilmente poteva essere in macchina, ma al momento non c'è a carico suo nessuno. Allora, chi sono questi soggetti, comandante? Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Si tratta di due soggetti, un 27enne rumeno e un 26enne marocchino, che sono stati fermati durante un'attività di controllo stradale congiuntamente con la polizia locale di Conegliano, che sono risultati sin dai primi accertamenti corrispondere ai due soggetti che erano stati catturati dai filmati di videosorveglianza dell'abitazione del dottor Urbani. In particolare il 26enne marocchino aveva le fattezze, quindi il viso corrispondeva a quello del soggetto fermato, mentre l'altro, il 27enne rumeno, era abbigliato, quindi aveva la felpa e le scarpe che corrispondevano al soggetto che però non era stato ripreso in volto. Quindi sulla scorta di questi approfondimenti, d'accordo con la Procura della Repubblica, abbiamo operato il fermo iniziato del delitto nei confronti del marocchino, che non ha fissa dimora in Italia ed è domiciliato in Spagna, e mentre nei confronti dell'altro soggetto, che è residente in provincia di Verona, abbiamo operato come denuncia stato di libertà, quindi poi attenderemo le eventuali decisioni della Procura. Ecco, si è definito, grazie anche ai filmati, il modus operandi, quindi uno ha aggredito di fatto l'ex primario e l'altro gli ha strappato quello che aveva addosso, refurtiva che non avete però trovato, se ne saranno disfatti nell'imminenza. Sì, diciamo che le indagini ci hanno consentito intanto di capire che l'autovettura con targa spagnola era già presente la mattina nel quartiere del dottor Urbani, che non vuol dire che stessero aspettando lui, ma che comunque, siccome i soggetti sono comunque con precedenti specifici per reati di questo tipo, con lo stesso modus operandi, quindi in cerca di vittime anziane da aggredire e da poi derubare dei monili in oro o dell'orologio, abbiamo cristallizzato appunto il fatto che loro da già la mattina erano lì, quindi hanno atteso probabilmente la vittima ideale, e mentre uno, in particolare il 26enne marocchino, lo ha preso al collo e trascinato a terra, l'altro ha strappato materialmente la catenina che il dottor Urbani portava al polso e l'orologio di pregio che lo stesso indossava.
Ecco, tuttavia non li avete trovati a bordo di quella macchina. Com'è andata l'identificazione? No, la macchina era un'altra macchina sul quale stiamo facendo comunque degli approfondimenti, grazie comunque alla tecnologia, perché con i targa system siamo in grado di ripercorrere anche a ritroso il percorso di queste auto, e in questo caso la macchina non corrispondeva. La macchina era una macchina con targa spagnola che avevamo già comunque individuato in località dove erano già state commesse altre rapine, e in questo caso il fatto che il soggetto marocchino fosse domiciliato in Spagna e il fatto che appunto questa autovettura fosse presente in aree geografiche dove comunque erano state commesse delle rapine ci hanno consentito di chiudere il cerchio e di fare in maniera tale che i due soggetti possano apparire come presunti responsabili. Ricordo che sono ancora indagati, quindi come presunti responsabili della rapina del dottor Urbani. Ecco, fa specie che non avessero lasciato il territorio, magari con questo senso un po' di impunità, oppure sono dei soggetti abituati, ecco, a queste scorrerie. Sì, sicuramente il fatto che li abbiamo trovati nuovamente nello stesso territorio a distanza di pochi giorni fa capire anche la loro indole, no? Che comunque è orientata pervicacemente a cercare questo tipo di vittime. Ricordo che questo tipo di crimini sono particolarmente esecrabili, soprattutto perché si rivolgono nei confronti di persone che hanno una minorata difesa in ragione dell'età, quindi questo li porta ancora a essere più pericolosi rispetto ad altri. Ecco, dicevamo, il soggetto marocchino tra l'altro aveva già un precedente su Venezia recente, l'anno scorso, per cui appunto un soggetto particolarmente pericoloso. Dove si trova ora? Ma il soggetto è stato accompagnato in carcere, quindi è in stato di fermo. Nelle prossime 48 ore il pubblico ministero chiederà la convalida al GIP. L'altro soggetto, ripeto, nei confronti del quale non c'erano esigenze cautelari in ragione del fatto che aveva una fissa dimora, quindi non c'era la flagranza di reato, non si poteva operare il fermo in questo caso, quindi è stato denunciato in stato di libertà. Poi sarà la procura a decidere quali provvedimenti chiedere al giudice per indagini preliminari. Grazie colonnello Mazzanti. Grazie. Noi questa mattina, grazie al collega Nicola Marcato, abbiamo raccolto anche la reazione del dottor Urbani, vittima di questa violenta rapina subita appena sceso dalla macchina al cancello della sua abitazione, e ve la proponiamo. Esprime naturalmente grande soddisfazione per questa cattura, ma anche delle ulteriori riflessioni. Con questo noi, Marta, restituiamo la linea allo studio qui da Treviso con Edoardo Paris. Non avrei scommesso neanche l'unghia del mignolo destro o sinistro, che fosse così andata a buon fine, diciamo, l'operazione, perché pensavo quelli là non li si vedono più. La macchina mi avevano detto che era stata avvistata a Domodossola, da quelle parti là, e quindi addio. Era un Audi argento metallizzato o una Skoda argento metallizzata. E i carabinieri sono stati non bravi, bravissimi. Ecco, perché nel riconoscerli nella fotosegnaletica e nell'agire loro non avrei scommesso, ripeto, l'unghia di un dito sinistro, che sarebbero stati presi in tempi così celeri, così rapidi. Io sono molto pessimista perché reputo che fra 8 giorni siano già fuori, e quindi ci ritroviamo lo stesso a piede libero, latitanti, in contumacia. Questo poi era già stato condannato, era un latitante, e quindi fra 8 giorni verrà messo fuori. E ripeto, sono pessimista perché lo Stato di diritto credo che ancora non esista in Italia. Ancora cronaca, ennesimo dramma sul lavoro in provincia di Rovigo. A perdere la vita un operaio di 47 anni, Mirko Furlin, precipitato dal tetto di un'azienda dove stava lavorando a San Martino di Venezia. E ci colleghiamo quindi subito in diretta con la nostra Chiara Gaiani. A te Chiara, buongiorno.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 con il collega Sandro Ponchio. Ci troviamo proprio all'esterno dell'azienda dove è accaduto il dramma ieri pomeriggio intorno alle 14:30. Per l'esattezza Mirko Furlin con un collega stava facendo dei lavori di manutenzione su uno dei silos di questa azienda, che è un'azienda di trasformazione di mais. Siamo a San Martino di Venezia, quando per cause da capire, forse un problema a una corda, si trovava ad un'altezza di circa 8 metri. Mirko Furlin, un operaio molto esperto, è precipitato. Immediatamente il collega ha fatto scattare l'allarme, sono arrivati i soccorsi, purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Davvero una tragedia questa per la provincia di Rovigo, dove si piangono 2 vittime in una settimana. Mirko Furlin viveva con la mamma a Monselice, aveva 2 figli, per questa azienda lavorava da qualche mese, ma era appunto un operaio molto esperto. La settimana scorsa a perdere la vita è stato un giovane di 29 anni, un giovane papà che è stato schiacciato da un macchinario in un'azienda di Rosolina. Si chiamava Luca Domenicale, una scia che si allunga in Veneto, dove pensate l'anno scorso da gennaio a settembre i morti sul lavoro sono stati 53, una cifra che è molto più alta quest'anno, perché da gennaio a settembre si piangono 87 vittime. Noi a Monselice con il collega Sandro Ponchi abbiamo incontrato il figlio di Mirko Furlin, Alessandro, che ha accettato di parlare ai nostri microfoni, di ricordare suo padre, e un ragazzo a cui la vita è stata sconvolta con una telefonata arrivata ieri pomeriggio intorno alle 4:30 da parte dei carabinieri. Allora noi vi lasciamo all'intervista che abbiamo raccolto con il collega Sandro Ponchio, poi da San Martino di Venezia la linea può tornare allo studio. Una perdita così dal giorno all'altro non me lo sarei mai aspettato, perché fa male, non so neanche come reagire in questi casi. Come ha saputo della notizia? Suo papà era uscito per andare al lavoro come faceva sempre. Esatto, e mi hanno chiamato i carabinieri, io ero al lavoro e alle 4:30, alle 5:30 sono andato lì e pensavo fosse qualcos'altro, invece mi hanno detto della mancanza di mio papà e non sapevo come fare, come reagire, non sto ancora realizzando bene quello che è successo, non saprei. Era un operaio esperto, suo papà lavorava spesso a quelle altezze. Per quello sì, è sempre stato un lavoratore, ha sempre lavorato bene, sapeva il suo, era intelligente, niente da dire. Mi sembra strano che sia finito tutto così, d'improvviso, mi sembra strano. È difficile da accettare, infatti anch'io speravo che magari ieri sera tornasse a casa, perché anche per dire il mio cane era lì che aspettava, giustamente ogni sera alle 6, 6:30 tornava e l'aspettavamo, ma non ha fatto il ritorno. Ecco, questa dunque la toccante testimonianza del figlio dell'ennesima vittima sul lavoro in Veneto. Noi ora torniamo a parlare di furti e razzie, perché da Pordenone i carabinieri hanno portato a termine un'operazione che ha consentito di individuare 2 dei componenti della banda di Predoni, che ha messo a segno tutta una serie di furti e di assalti nelle ville del nord-est, alcune anche in Veneto, ma sentiamo tutti i dettagli dal collega della redazione di Pordenone. Sì, buongiorno e ben ritrovati, comandante delle Poline. Innanzitutto complimenti per questa maxi operazione da parte di tutto il gruppo Media Nord-Est. Infatti sono stati arrestati 2 cittadini albanesi ritenuti responsabili di almeno 13 furti in ville del Nord-Est. Come si è sviluppata innanzitutto questa indagine molto articolata?
Sì, grazie. È un'attività partita da un furto in cui dei vicini di casa avevano individuato un'autovettura particolare, un'autovettura veloce, di cui abbiamo iniziato a tracciare i movimenti e piano piano, con un'attività investigativa meticolosa e importante, a risalire a 13 furti commessi tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qual era il modus operandi, se ce n'era uno, della banda appunto? La banda si muoveva utilizzando macchine rubate di grossa cilindrata, mezzi potenti, vi apponeva targhe rubate di altre autovetture o contraffatte, raggiungeva zone residenziali, villette, ville isolate in orario pomeridiano e serale con il primo buio. Lì l'autista rimaneva in macchina, in collegamento però con radio walkie-talkie con la squadra che scendeva a commettere i furti, che erano di solito gli altri 2 o 3 componenti del gruppo. Sì, diciamo dei furti quindi ben studiati da questa banda, considerato che comunque sono stati commessi e si sono verificati in diverse province del nord Italia. Come si è articolata la collaborazione tra i vari comandi dell'Arma sul territorio? Tra i comandi c'è costantemente uno scambio informativo e ci teniamo in contatto e comunichiamo mettendo insieme gli elementi che vengono di volta in volta raccolti sui vari territori e che qualche volta, come un puzzle, possono alla fine portare a un disegno completo. Comandante, come ultima domanda, l'avevamo detto all'inizio, 2 cittadini albanesi sono stati arrestati, però in questi ultimi minuti, in queste ultime ore si sta parlando anche di altri 2 presunti complici che sono in fuga. E le indagini a che punto sono su questo fronte? Sì, il gruppo che abbiamo attenzionato era composto da 4 persone, da 4 soggetti, 2 sono stati assicurati alla giustizia, gli altri 2 li stiamo ricercando attivamente. Comandante, grazie, complimenti ancora e buon lavoro. Grazie. Grazie ancora. Da Pordenone è tutto, a te in studio. E continuiamo con la cronaca che ci riporta nuovamente sulle strade con 2 vittime nelle ultime ore nel nostro territorio. Ieri sera a Conegliano il 67enne Bruno Tomasi del posto ha perso la vita nello schianto della sua auto contro un'altra vettura a bordo della quale si trovavano 2 ventenni, entrambi residenti a Vittorio Veneto. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi da parte di medici ed infermieri del SUEM 118 intervenuti sul posto con ambulanza ed automedica, per Tomasi non c'è stato nulla da fare. In via Calpena, dove appunto si è verificato l'incidente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Conegliano, che ora hanno il compito di ricostruire la dinamica della tragedia. Ed un'altra tragedia si è verificata a San Donà di Piave, a perdere la vita un 30enne. Ci aggiorna con tutti i dettagli la nostra Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a San Donà di Piave, lungo via Canale Navigabile, all'angolo con via Brusade, dove ieri sera intorno alle 21 è avvenuto questo incidente. A perdere la vita Hussam Mansour, 31enne di nazionalità marocchina, che si trovava a bordo dell'auto guidata da un amico. Cos'è successo? Ovviamente la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, perché non è molto chiara. Vi faccio capire subito il motivo. L'auto è caduta lungo questo canale, come vedete ci sono ancora i segni delle ruote sulla terra fresca, perché aveva piovuto, quindi ancora umida, si vede molto bene. Purtroppo si vedono anche delle scarpe lì poco più giù. L'auto è caduta qui dentro. Chi era alla guida? Il proprietario, un 33enne
53enne residente in zona è riuscito a mettersi in salvo da solo e poi insieme ad alcuni residenti che sono accorsi quando hanno sentito i rumori e capito cosa stava succedendo, hanno tentato di liberare l'amico, ovvero Mansour, dall'abitacolo all'interno del quale si trovava, ma ovviamente poi non c'è stato più nulla da fare. È intervenuto anche il soccorso, il personale sanitario del 118 e ovviamente i vigili del fuoco, anche la squadra sommozzatori da Venezia, ma poi la corsa in ospedale è stata disperata, ma nella notte poi il 31enne si è spento. Dicevo, la dinamica è ancora al vaglio perché non si capisce, visto che questa strada è chiusa, vi faccio vedere, è transennata perché ci sono dei lavori in corso, che cosa possa essere accaduto. Probabilmente arrivando da quella strada che Tommaso Migotta vi sta facendo vedere con la telecamera, come ad esempio si vede quest'auto, arrivando da qui si sono resi conto che non si poteva passare da questa parte, dunque girando, svoltando alla loro destra, e probabilmente o sono entrati direttamente nel canale qui, o si ipotizza anche un'eventuale manovra di retromarcia, ma ripeto, ribadisco che qui spetterà alle forze dell'ordine capire quale sia stata la dinamica esatta. Perché vi sto dicendo questo? Perché chiamo subito qui insieme a me Massimiliano Rizzello, presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Da tempo i residenti lamentano una scarsa illuminazione della zona, sostengono che sia buio e che quando che non sia illuminata e che quando appunto sia buio non si veda nulla, e che da anni chiedono, l'hanno fatto anche con una petizione, residenti della zona, che venga invece illuminata. Lei come replica, che cosa vuole dire da parte insomma dell'amministrazione comunale? E la ringrazio già per essere qui con noi. Niente, buongiorno a tutti voi. Allora, prima di tutto voglio esprimere le condoglianze, che è la cosa primaria, perché in questo incidente la cosa tragica che è morto un ragazzo di 30 anni, e voglio esprimere tutte le nostre più sentite condoglianze. La dinamica, come abbiamo appena detto, non si sa, quindi ci sono le forze dell'ordine che stanno lavorando in merito. Riguardo la scarsità dell'illuminazione, chiaramente questa, come si può vedere, è una strada che non è una strada aperta al pubblico, cioè dove c'è un traffico quotidiano di tutti i giorni, è una strada solo aperta per residenti. E chiaramente ovvio è buio la strada e lo sappiamo, questa amministrazione è salita 2 anni e mezzo fa, chiaramente sta facendo tutte le valutazioni necessarie per poter eventualmente prendere dei provvedimenti anche tramite appunto la petizione. Ripeto, però non voglio adesso entrare nel merito buio chiaro, perché chiaramente la cosa che è più drammatica è la morte del ragazzo, insomma, ecco, è da capire bene cosa sia successo e perché sia successo questa cosa, insomma, se con una retromarcia, con una manovra errata, chiaramente questa cosa è l'unica roba che possiamo dire. Ecco, sì, su questo ovviamente non c'è alcun dubbio, però poco fa noi abbiamo incontrato proprio uno dei residenti, lei era qui con me, che diceva è da 40 anni che noi chiediamo venga illuminata, magari, ovviamente questo non lo possiamo sapere, se fosse stato illuminato forse si sarebbero accorti che qui c'era un canale, ovviamente il se è d'obbligo, perché non sappiamo che cosa sia realmente accaduto. È pur vero, come diceva lei, che lo chiedono da decenni e che l'amministrazione in carica ora è da 2 anni e mezzo, però magari possiamo in qualche modo rassicurare i residenti che cercherete di intervenire, di fare qualcosa per soddisfare questa loro richiesta. Certo, guardi, la città, come tutte le città grandi, le richieste sono molteplici, chiaramente, perché se fosse possibile illuminare ovunque lo faremmo subito, immediatamente, ma purtroppo, come tutte le amministrazioni, bisogna fare i conti con la parte economica. Certo che è una situazione come questa e come altre che sono sicuramente al vaglio di questa amministrazione, ma sono sicuro e convinto che sono state anche con le precedenti amministrazioni, che immagino che non è che non hanno voluto illuminare loro, né in questo momento noi che stiamo valutando, insomma, non è che non sia stato fatto perché non si voleva fare, quindi mi auguro e mi penso di dire, insomma, ecco, che faremo tutte le verifiche del caso per cercare di fare il possibile, però ripeto, le città sono grandi, sono veramente tante vie, quindi faremo il possibile, quello che si può fare. Ripeto, questa è l'unica cosa che possiamo dire in questo momento. Grazie alla Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave. Qui da San Donà è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori. Noi ora torniamo a parlare di furti che si sono verificati nella notte sia in città Belluno che nella prima periferia, complice anche l'assenza di illuminazione pubblica che sembra facilitare la vita dei ladri. Per saperne di più ci colleghiamo con Tiziana Bolognani. A te Tiziana, buongiorno. Sì Marta, buongiorno. È proprio così perché il Comune sta lavorando per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica che è spenta nelle ore notturne fra le 2 e le 5 da oramai 3 anni, un'iniziativa che era nata sulla spinta dell'eccessivo carico dei costi energetici che gravavano sul bilancio del Comune. Quello che è successo in questi giorni è che c'è una recrudescenza di furti in città, nei quartieri. L'altra sera l'inseguimento dei carabinieri di un'auto che poi è stata abbandonata fra Ponte nelle Alpi e Longarone, e ancora i responsabili dei colpi, 3 andati a segno e 2 invece solo tentati, non sono stati individuati, ma i carabinieri hanno recuperato l'attrezzatura che serve per scassinare porte e avere ragione di finestre. C'era anche un flessibile ma non refurtiva. Allora, con il vice sindaco di Belluno Paolo Gamba facciamo il punto invece su questi lavori che sono partiti la settimana scorsa, giovedì, venerdì in Sinistra Piave, che mano a mano procederanno per il cambio delle luci a LED in tutto il comune. Sì, assolutamente. Intanto speriamo che questi furti diminuiscano, anzi, come abbiamo detto, è una città sicura, perciò stiamo cercando di andare in quella direzione. Sicuramente oggi siamo contenti perché hanno iniziato da circa 3-4 giorni questo cambio di queste luci, di queste plafoniere a LED. Ogni man mano che verranno cambiate, logicamente lasceremo aperti le luci anche in quelle 3 ore che attualmente avevamo chiuso. Sono lavori che termineranno, spero, verso fine del mese di febbraio. Speriamo che il tempo regga. Ci sono 2 squadre di operai che lavorano in merito a questo. Siamo partiti da Levego, adesso andremo verso Castion, Caleipo e tutta la zona. Che sono i quartieri da dove più alta si è elevata anche la voce dei cittadini che chiedono per l'appunto anche per quella percezione di sicurezza che l'illuminazione pubblica notturna venga ripristinata. Assolutamente sì, io faccio presente che nel 2022 quando siamo arrivati il costo dell'energia era 0,76 euro a kilowattora, oggi siamo a 0,32. È chiaro che 0,76 moltiplicato per i 3 milioni e mezzo di kilowattora è una cifra enorme e non riuscivamo veramente a compensarla. Per merito anche di questa iniziativa dobbiamo dar atto che siamo riusciti ad arrivare a raggiungere l'obiettivo con Edison per fare questo grande efficientamento, a cui io sono veramente contento e felice per una città finalmente moderna. Ed è chiaro che questo ci dà la possibilità di dire andiamo avanti verso questa direzione qui. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono state e che ci saranno in prospettiva, però diciamo che oggi mettiamo un punto fermo, partiamo e siamo consapevoli che entro fine del mese di febbraio rimarrà tutto acceso. Grazie al vice sindaco. Io chiudo dandovi un'ultima notizia che è arrivata in redazione poco fa, e cioè che la questura ha individuato e denunciato un uomo di mezza età di Belluno, denunciato per danneggiamento perché in un quartiere di Belluno, ancora per motivi ignoti, si dilettava a danneggiare le auto sparando con una pistola d'aria compressa apparentemente detenuta in modo legale. Ecco, questa era la notizia fresca arrivata in redazione poco fa. Per gli aggiornamenti ci risentiamo naturalmente, ci diamo l'appuntamento a questa sera, e per ora la linea può tornare allo studio.
Grazie a Tiziana Bolognani. Noi continuiamo con la cronaca. Resta in gravi condizioni la 17enne che ieri pomeriggio si è introdotta assieme ad un altro minore nell'ex caserma sommergibilisti all'Arsenale di Venezia, precipitando per 6 metri dal primo piano per il cedimento del pavimento nella struttura diroccata. A chiamare i medici del 118, l'amico minore che era con lei, la ragazza trasportata con l'elicottero a Mestre, è ricoverata in gravi condizioni. Sembra che i due giovanissimi stessero esplorando zone e cantieri nascosti ed abbandonati della città. Sul posto anche i vigili del fuoco, i poliziotti della Questura di Venezia che sono incaricati di condurre le indagini. Restiamo nel veneziano, andiamo a Mestre, in via Fogazzaro, per l'accoltellamento del 33enne tunisino che è ancora ricoverato all'ospedale di Mestre in condizioni gravissime. Aggressore in fuga in una zona peraltro dove si è verificato questo fatto già in passato, segnata da spaccio e delinquenza. Sta lottando sospeso tra la vita e la morte il 33enne tunisino operato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo per ferite multiple da taglio tra torace e addome che hanno interessato organi vitali quali il fegato, la milza e l'intestino. L'accoltellamento nella serata di lunedì verso le 19:30 legato con ogni probabilità a un giro di droga. I carabinieri incaricati delle indagini non escludono la pista del regolamento di conti per debiti o per il controllo delle piazze dello spaccio. È successo qui al civico 58 di via Fogazzaro a Mestre, dove i residenti vivono da tempo in un clima di paura e dicono: siamo allo stremo. Ci ritroviamo spacciatori e tossicodipendenti farsi una dose tra le scale dell'Androne, come è successo nelle scorse ore, raccontano i condomini terrorizzati. Sì, qui la sera capita spesso che se guarda, che nei gradini d'ingresso trovi gente seduta a prepararsi la pipa per il crack o a iniettarsi non so cosa, quindi. Ma neanche a luna di notte, cioè alle 8 di sera uno rientra, si trova questi. Per entrare a casa dobbiamo chiedere permesso sperando che vada tutto liscio, abbiamo paura di essere aggrediti o peggio, dicono sempre i condomini. Loro dicono sì prego, scusi, andiamo via subito, uno entra e va su, tanto è inutile mandarli via perché fanno finta di allontanarsi, appena uno entra dentro tornano sui gradini, quindi anche inutile creare discussioni che poi se trovi quello che è fatto, alterato, rischi che ti salti anche addosso. L'aggressione ancora senza un volto rimette la paura al centro di Mestre. Qui in particolare in via Fogazzaro l'unica telecamera presente si trova a 2 passi dalla grande scalinata del cavalcaferrovia che porta sulla rampa verso Corso del Popolo da una parte e Venezia dall'altra. Qui la convivenza forzata con spacciatori e tossicodipendenti è diventata oramai routine. Pieno di spacciatori drogati, però mi sono abituata. Le forze dell'ordine parlano di massimo impegno per rintracciare l'aggressore e annunciano controlli rafforzati nell'area e nelle zone limitrofe. Non risulta indagato il 68enne che ha sparato contro i rapinatori entrati nella sua casa a Gragnano Polesine, ferendone uno. Intanto è ancora caccia ai ladri. Non è indagato il 68enne che ha sparato nella tarda serata di lunedì 3 novembre durante una tentata rapina nella sua abitazione a Grignano Polesine, frazione di Rovigo. La decisione arriva dalle disposizioni della nuova legge sulla legittima difesa. Dalle prime ricostruzioni della squadra mobile, una banda composta da 2 o 3 malviventi ha fatto irruzioni armate con il volto coperto nella casa dell'uomo. Nel corso dell'assalto, uno dei banditi è stato ferito da un colpo di pistola esploso dal proprietario di casa. La procura di Rovigo in una nota ha precisato che si procede al momento contro ignoti per il reato in ipotesi accusatoria di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, dal travisamento e dall'irruzione in un'abitazione privata. La polizia ha già ascoltato il proprietario dell'immobile e alcuni testimoni, mentre proseguono gli accertamenti sui filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, il 68enne avrebbe reagito distinto dopo essersi trovato faccia a faccia con i rapinatori, esplodendo forse più colpi di pistola. Uno dei malviventi sarebbe stato colpito e ferito, anche
anche se al momento non risultano persone ricoverate con ferite d'arma da fuoco negli ospedali del territorio. Su questo fronte, la questura di Rovigo ha diramato un'allerta alle strutture sanitarie della provincia, nel tentativo di individuare il componente della banda rimasto ferito durante la fuga. E dal sindaco di Rovigo piena solidarietà all'imprenditore che ha esploso dei colpi di pistola nei confronti del rapinatore entrato nella sua abitazione. È una vicenda molto triste che conferma che in città c'è effettivamente anche nelle frazioni qualche problema. Il sindaco di Rovigo commenta così la vicenda avvenuta nella frazione di Grignano Polesine, con il padrone di casa che spara all'indirizzo dei ladri. E come hanno fatto molti concittadini, anche lei esprime solidarietà e comprensione. Voglio esprimere la mia totale, piena e illimitata solidarietà al signore che ieri sera è stato vittima di questa incursione in casa sua e che ha avuto questa umanissima reazione di difesa, di legittima difesa. Intanto nel Polesine e a Rovigo i dati confermano l'aumento di furti e reati predatori. La proprietà privata è sacra e questo signore non ha fatto altro che difendere se stesso e la propria famiglia. Mi risulta poi che fosse la terza volta che subiva questo tipo di affronto. Chi subisce dei furti in casa propria si sente violato nel proprio intimo. Credo che la reazione di questo signore sia la reazione più normale che ci potesse essere. Il primo cittadino invita ad avere fiducia nelle forze dell'ordine, molto presenti a Rovigo, e a denunciare sempre i reati e i comportamenti sospetti. Come atti concreti l'amministrazione ha dotato gli agenti della polizia locale di bodycam. Nei prossimi giorni attiverà il turno serale e ha avviato l'addestramento all'uso del taser. Li abbiamo dotati di bodycam, di taser. Sono tutti strumenti che aiutano anche i nostri uomini ad essere nelle nostre strade, nelle nostre città, nelle nostre frazioni. E dopo l'omicidio del luglio scorso, vari accoltellamenti e risse, furti e scippi agli anziani, l'ultimo nelle scorse ore in centro, il sindaco non si nasconde. Sì, sono preoccupata. Sono tutte ferite che segnano la percezione della sicurezza, ma non è solo la percezione della sicurezza qua che viene messa in discussione, è proprio, mi pare, di fronte a questi fatti, la sicurezza concreta, e quindi sono molto preoccupata. Ed una serata da incubo è stata quella vissuta anche dai residenti di Pero di Breda di Piave. Torniamo nel Trevigiano con i ladri scatenati che si sono spostati da una via all'altra del paese, seguiti dal tam tam dei residenti sulla chat di controllo di vicinato. Sono andate direttamente in camera, in cameretta, in bagno, e non c'era niente al suo posto. Sono venuti fuori anche i carabinieri, ma mentre firmavo il verbale li hanno chiamati da un'altra parte, a 500 metri da qua, che stavano andando dentro su un'altra casa. Nel racconto di questa signora, che ancora scossa preferisce non essere ripresa, la cronaca di quanto accaduto ieri sera a Pero. I ladri, almeno 3 persone, forse un quarto basista in auto, hanno battuto a tappeto la frazione di Breda di Piave. Saltando come caprioli le recinzioni e correndo nei campi, si sono spostati da una via all'altra man mano che venivano scoperti. In paese è attivo il controllo di vicinato comunale, più altre chat delle singole vie, ed il tam tam tra i residenti che hanno lanciato l'allarme è stato immediato, vista anche l'ora. Da via Marche, dove hanno scassinato le finestre di 3 case lasciando tanta paura ma senza riuscire a rubare nulla, si sono spostati in via Vicinale Marche, e qui un colpo è andato a segno. Poi attraverso i campi sono andati in via Code, scassinando altre 3 abitazioni. In questa villetta hanno messo a soqquadro le camere da letto, mentre i proprietari erano in cucina. In quest'altra casa l'effrazione è stata interrotta dalla padrona, allertata dalla chat del vicinato. Si seguiva il tam tam di chat, si avvisava, per cui si seguiva anche il percorso di questi benefattori. E improvvisamente mi è venuto il raptus, sono scesa
e quando sono scesa ho notato che la finestra aveva la maniglia messa in maniera strana, che non era come l'avevo lasciata io. E si erano già preparati la via di fuga da un'altra finestra bloccando la persiana. Non contenti, hanno forzato la villetta vicina. Sono entrati nella casa degli zii, abbiamo visto che non hanno fatto tanti danni rispetto invece allo scorso anno, che sono entrati anche lì 2 volte ancora, perché adesso la casa è momentaneamente disabitata. E quest'anno non hanno fatto niente, ovviamente non hanno trovato niente, hanno solamente tolto dei quadri perché pensavano magari che dietro ci fossero delle cassaforti. Da noi poi hanno scavalcato la rete e sono andati dai vicini e lì hanno cercato di aprire la finestra, e però poi non ce l'hanno fatta e sono stati beccati, ecco, e sono scappati. Però hanno fatto tantissime case nella nostra via e anche in quella di fronte. Altra esperienza di faccia a faccia con i ladri in via 11 febbraio. Allarmata dal rumore, la proprietaria si è trovata di fronte 2 individui che avevano già forzato la finestra del bagno al primo piano, colpo riuscito anche in via Cucchetto, dove nonostante la presenza dei proprietari i ladri sono riusciti ad arraffare i preziosi di famiglia per poi dileguarsi nell'oscurità. Torniamo ora sulla notizia degli alpinisti italiani che sono morti in Nepal durante una scalata, il cassolese Stefano Farronato ed il milanese Alessandro Caputo. Abbiamo un peso notevole, no? Sulle spalle. E devo dire è stata una notizia sconvolgente. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Cassola, quella arrivata dalla Farnesina, che ha confermato la morte dei 2 alpinisti, il cassolese Stefano Farronato e il milanese Alessandro Caputo, 2 dei 3 escursionisti che stavano affrontando la scalata del Pambari Mal, mirando alla vetta a quota 6.887 metri. Assieme a loro il piemontese Walter Perlino, che si è salvato per miracolo a causa di un malore che lo aveva costretto a restare al campo base. I 2 escursionisti, seppur molto esperti, sono stati travolti da una tempesta di neve. Di loro si sono perse le tracce venerdì scorso, 31 ottobre. Perlino aveva dato subito l'allarme, le ricerche erano partite fino alla terribile scoperta dei corpi senza vita dei 2 alpinisti. Palpabile il dolore del sindaco di Cassola, Giannantonio Stangerlin, che ben conosceva Stefano Farronato, che viveva con la sua famiglia a San Zeno. È molto molto pesante come situazione che si è creata, un po' per tutta la comunità, perché Stefano era persona conosciuta da tutti. Lei ha avuto modo di contattare anche la mamma e la sorella di Stefano? Sì, questa mattina sono andato a porgere ovviamente le condoglianze, prima di tutto come amico, perché li conosco da parecchi anni, ma devo dire, credo che l'abbraccio che ho dato loro sia un po' simbolico anche dell'abbraccio di tutta la nostra comunità. La famiglia si sta organizzando per portare avanti le pratiche per il rimpatrio della salma. L'intenzione è quella di fare le esequie qui a Cassola, possibilmente, e naturalmente il nostro comune per quel giorno indirà il lutto cittadino. Lutto cittadino in memoria di Stefano Farronato, e toccanti le parole del sindaco nel riportare il racconto della madre dell'alpinista cassolese. Quello che mi diceva la mamma è che li hanno trovati in posizione dormiente, cioè come se stessero appunto dormendo. Ecco, forse questa è l'unica consolazione che possiamo darci e può darsi soprattutto la famiglia, e cioè il fatto che Stefano si sia addormentato nell'ambiente che lui ha sempre amato e ha sempre voluto anche sfidare, ma sempre con massimo rispetto. La cronaca ci porta a Padova, ora sospesa la licenza ad un bar del Portello, era utilizzato per lo spaccio di droga. Chiuso per 45 giorni dal questore di Padova Marco Dorisio un bar di via Belzoni al Portello per motivi di sicurezza legati allo spaccio.
Tutto parte dalle segnalazioni fatte dai residenti, dai comitati cittadini, che indicavano il locale pubblico come ritrovo di spacciatori usato come base per i loro traffici. Non solo questo però, perché sempre i residenti segnalavano da parte degli spacciatori un comportamento intimidatorio nei loro confronti. Le indagini della polizia hanno permesso di arrestare un cittadino magrebino notato mentre proprio nel locale contrattava con un cliente per poi allontanarsi, recuperare una dose di cocaina e tornare nel bar. L'uomo è stato arrestato e l'esercizio pubblico segnalato. Da qui la decisione della questura, notificata al titolare, un cittadino cinese, di sospensione della licenza per 45 giorni. L'economia ora con la crisi delle acciaierie Valbruna a causa della possibilità di perdere gli impianti produttivi a Bolzano. Ieri l'incontro dei lavoratori a Roma al Mimit, il punto della situazione con Daniele Garbin. Continua l'apprensione per i 3.000 quasi dipendenti della Valbruna, la storica acciaieria vicentina sorta 100 anni fa, proprio per la decisione della provincia autonoma di Bolzano di eventualmente sospendere la produzione negli impianti che sono sorti lì 30 anni fa. A scadenza del contratto l'azienda potrebbe perdere un asset principale anche dal punto di vista strategico e di importanza nazionale. Ecco la necessità di fare una massa critica anche delle forze politiche congiunte. Ieri l'incontro a Roma al Mimit con il ministro Urso. Ripercorriamo col servizio com'è andata. Nella procedura della Golden Power, che risponde a delle regole precise, abbiamo accertato che la produzione siderurgica della Valbruna è di interesse strategico nazionale, comunicando alla provincia di Bolzano che deve garantire la continuità produttiva e ci aspettiamo, anche alla luce del tavolo di oggi, che recepisca questa indicazione. Il ministro Urso conferma dunque l'asset strategico degli impianti siderurgici della Valbruna a Bolzano nell'incontro con i sindacati convocati al tavolo presso il Mimit a Roma. Ribadita pure la necessità di preservare un asset industriale nazionale che garantisce eccellenza tecnologica e occupazione strategica anche sotto il profilo della difesa. A preoccupare i lavoratori però la posizione della provincia autonoma di Bolzano, che non ha ancora manifestato l'intenzione di tornare sui propri passi nel voler mantenere cioè il bando per una nuova assegnazione dell'area siderurgica in scadenza contrattuale. A rischio quasi 3.000 posti di lavoro. E la provincia di Bolzano, che si convocherà in giunta venerdì, deve analizzare e finalmente dirci quello che decide. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione, che è la posizione iniziale, che ancora oggi è una posizione solida anche tra i lavoratori, che questa discussione sulla Valbruna può proseguire mantenendo l'occupazione e anche mantenendo la capacità produttiva e gli investimenti solo se la provincia di Bolzano ritira il bando. La palla passa alla provincia autonoma di Bolzano, che ha sul tavolo diverse opzioni. Resta il fatto che il pressing è comune sia delle forze politiche bipartisan a livello nazionale e locale. Lo ricorda anche il sindaco Giacomo Possamai ieri sera al termine di una lunga giornata. Oggi abbiamo ribadito l'impegno di tutto il nostro territorio per fare in modo che prosegua l'attività produttiva di Valbruna a Bolzano. Questo perché l'attività di Bolzano è profondamente connessa con quella di Vicenza e quindi anche i posti di lavoro di Bolzano sono profondamente connessi con quelli che sono nella nostra città. Il ministro Urso ha ribadito la volontà del governo di utilizzare il Golden Power nel caso di necessità, cioè dopo l'eventuale assegnazione del bando, ma è stato anche richiesto formalmente alla provincia di Bolzano di ritirare il bando e quindi di evitare questo rischio. La provincia di Bolzano, rappresentante del vicepresidente, si è impegnata ad esaminare il tema in giunta. Noi torniamo a far sentire forte la nostra voce, il nostro appello. È necessario assicurare la continuità produttiva di Bolzano, tutelare i posti di lavoro e fare in modo che un'azienda determinante per il nostro territorio possa continuare a esercitare il proprio mestiere. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi subito dopo lo spazio dedicato al dibattito politico e all'approfondimento in vista delle prossime elezioni regionali. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, spazio dunque all'approfondimento politico in vista dell'appuntamento con le urne per le elezioni regionali del Veneto. In studio qui con me oggi Alessio Morosin, candidato Liga Veneta Repubblica, buongiorno. E grazie dell'invito. E Gabriele Zanella, candidato per Pace, Salute e Lavoro, buongiorno anche a lei e grazie per essere con noi. Cominciamo subito con un tema che forse rappresenta la più grande delle preoccupazioni dei cittadini nel nostro territorio, che è quello della sanità e del sociale. Avvocato Morosin, il vostro piano per la sanità veneta? Ma il candidato presidente Stefani lo ha enunciato con molta chiarezza fin dai primi suoi interventi. Sanità e sociale, tra l'altro visti separatamente per esaltarne la necessità di un impegno specifico, sono prioritarie in questo momento per la vita del territorio e del popolo veneto. Abbiamo bisogno di intervenire in materia sanitaria, che è considerata anche una buona sanità rispetto alla pessima realtà di altre regioni italiane, ma basta guardare ai pronto soccorsi, alle liste di attesa e a quant'altro, significa che bisogna fare molto di più. E quindi è necessario dare priorità a questo tema, e il sociale, perché il sociale abbiamo in Veneto, nell'opulento Veneto, no? Come si dice da qualche parte d'Italia, abbiamo circa 600.000 persone che vivono in uno stato di povertà, una fetta in povertà relativa, altra addirittura in povertà assoluta, vuol dire uno stato che tocca quello che è un valore, la dignità della persona, e questo non è tollerabile. Bisogna che interveniamo soprattutto, come dico io da sempre, non con i bonus, ma togliendo pesi, togliendo il carico fiscale, togliendo e semplificando tutti quelli che sono anche gli adempimenti burocratici. Sembra assurdo, ma sanità e sociale sono penalizzati perfino dalla burocrazia. Questo credo che sia un tema anche a costo zero, basta l'intelligenza, basta una visione, un impegno decisamente diverso su questo versante per migliorare il quadro. Ecco, Gabriele Zanella, Pace, Salute, Lavoro, quindi il tema della salute voi l'avete anche nel nome della lista. Che cosa si può fare, che cosa voi proponete venga fatto per questi temi? Ma noi proponiamo, assieme al nostro candidato presidente Giovanni Manildo, una netta discontinuità rispetto a quella che è stata la politica sanitaria in questi decenni. Le priorità sono state altre per l'amministrazione Zaia e per l'amministrazione del centrodestra, che sono state la Pedemontana, le Olimpiadi, tutta una serie di spese pubbliche che noi riteniamo dannose, se no dannose e certamente secondarie, insomma, rispetto alla sanità, che evidentemente emerge nei cittadini come una priorità in termini assoluti. I cittadini sanno alla perfezione quanto difficile è prendere un appuntamento dal medico di base, riuscire a farsi visitare, riuscire a farsi dare un'urgenza per una visita specialistica. Tra l'altro oggi è sciopero anche dei medici di base di una sigla sindacale. Vedersi mettere un appuntamento per una visita specialistica a 8 mesi, salvo che il privato, magari nella stessa struttura, ti dice dopodomani. I cittadini sanno alla perfezione queste cose, e quindi è necessario un livello di discontinuità, è necessario rimettere al centro quella che è la sanità pubblica e smetterla con le elargizioni ai privati e al privato convenzionato. È necessario un piano di assunzione di medici e infermieri, è necessario che le specialistiche aumentino di numero e non vengano ridotte nei numeri come sono stati fatti presso alcune università in alcune tipologie di specialistica. È necessaria un'attenzione particolare rispetto appunto al disagio sociale, al tema della salute mentale. Oggi siamo, così come per i medici di base, anche su questo tipo di specialità, la penultima regione
in Italia. Quindi noi riteniamo che la sanità vada fatta emergere come una priorità assoluta, che vadano abbattute le liste d'attesa attraverso assunzioni, perché non bastano strutture o macchinari o quant'altro, la diagnostica è fatta soprattutto di assunzioni di medici, infermieri, di specialisti e appunto un'attenzione ai medici di famiglia, un incentivo al fatto che ce ne siano di più, perché oggi quello dei medici di famiglia è uno dei problemi più gravi che i cittadini si vedono di fronte nell'affrontare qualsiasi tipo di situazione. Oggi ci sono cittadini che rinunciano alle cure, proprio per questo la difficoltà di questo passaggio tra medico di famiglia, specialista e il dover alla fine far sempre ricorso alle strutture private se si vogliono cure in tempi celeri, in tempi dignitosi. Ecco, peraltro lei Zanella accenna al tema appunto della carenza di personale e questo argomento si intreccia anche ad un altro tema che è quello della composizione demografica della nostra società, con i giovani che sempre più emigrano all'estero, soprattutto giovani laureati, giovani formati tra l'altro da un buon sistema che noi abbiamo e che poi vanno a lavorare all'estero perché magari guadagnano di più, perché hanno delle condizioni di vita migliori. Alessio Morosin, come fare dunque per trattenere i giovani nel nostro territorio? Innanzitutto avere 10.000 ragazzi formati con titolo anche di laurea e quindi con una specializzazione che a noi tutti è costata, perché la laurea di uno studente costa alla società, a noi tutti circa, e alle famiglie ovviamente, circa 300.000 euro complessivamente. A maggior ragione facoltà come medicina, no? A maggior ragione facoltà come medicina, ma anche altre facoltà scientifiche, perché poi questi ragazzi, se non trovano un mercato che li accoglie e che li remunera anche adeguatamente, essendo già padroni di una lingua straniera, dell'inglese, perché quasi tutti ormai i neolaureati hanno il bilinguismo come minimo, facilmente si muovono in un contesto europeo dove vengono remunerati il doppio se non il triplo. E quindi il paradosso, noi formiamo le menti del domani e poi le regaliamo, le facciamo espatriare, che non è un espatrio per creare un'esperienza, il che sarebbe un fatto importante e positivo, è un espatrio per collocarsi nel mondo del lavoro. Poi i migliori, quando si collocano e ottengono soddisfazione, difficilmente ritornano indietro. Quindi è una questione su cui bisogna assolutamente intervenire. Come dicevo anche prima, io vedo in questo, non voglio uno Stato assistenziale, sono contrarissimo, voglio uno Stato che alleggerisca e tolga pesi, questo è importante. Per esempio, per i ragazzi che si avviano al lavoro, i primi 2-3 anni, bisogna fare uno studio scientificamente ovviamente valutato, e togliere ogni imposta e tassa. È chiaro che se uno prende 2.000 euro al mese, li prende netti, è più probabile che si fermi presso il nostro territorio, le aziende del territorio, piuttosto che andare in paesi del nord Europa o in Inghilterra o altrove. Quindi è un'emergenza assoluta e se perdiamo queste forze lavoro qualificate, perdiamo anche una prospettiva di sostegno di quello che è il sociale, perché chi lavora all'estero non contribuisce poi per quelle che sono le esigenze del territorio, per la previdenza, per l'assistenza, con le relative contribuzioni in favore del territorio medesimo. Quindi bisogna assolutamente intervenire in questo ambito con immediatezza e lo spazio c'è. Io penso al mondo sconfinato della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale creativa, generativa come si dice. È indispensabile che i giovani possano contribuire a migliorare anche la qualità della produzione delle aziende in questo ambito. È un mondo che può generare un PIL superiore, un coinvolgimento superiore e quindi anche un benessere per tutta la collettività veneta. Ecco Gabriele Zanella, questione giovani, quindi come trattenerli sui nostri territori?
Oramai è evidente la fuga di giovani verso situazioni che offrono molto di più di quello che l'Italia e di quello che il Veneto nella fattispecie offrono molto di più loro, insomma. La dinamica bassi salari, costo della vita, io credo che sia determinante in questo. Noi abbiamo dei salari bassissimi, un livello di precarietà evidentissimo e abbiamo un costo vita molto alto, e quindi è chiaro che questo è il principale elemento che fa sì che i giovani vadano all'estero. Noi riteniamo ci debba essere, per quanto concerne il Veneto, l'introduzione di un salario minimo di 10 euro, ad esempio, rispetto a tutte quelle realtà annesse in qualche misura alla regione, nelle quali vengono dati degli appalti, nelle quali vengono dati dei servizi da parte del pubblico. Questo io credo sia un primo elemento. Dopodiché non ci sono solo i bassi salari, non c'è solo la precarietà, c'è un livello di qualità della vita, di condizioni di vita, di servizi, di welfare che noi vediamo in progressivo peggioramento, e da altre parti ci sono delle situazioni molto migliori. Pensiamo solamente alla mobilità, pensiamo ai trasporti. Ecco qui un'altra delle proposte del nostro candidato presidente Manildo, cioè un livello di interconnessione, di mobilità pubblica tra gli autobus e soprattutto metropolitane di superficie, pendolarismo su rotaia e quant'altro, con un biglietto unico, perché questo è anche questo uno dei problemi più sentiti, per non parlare del problema della casa, per non parlare del problema dei servizi del welfare. Oggi siamo in una situazione di bassi salari da una parte e di misure complessive di qualità della vita, di indicatori vari da questo punto di vista, appunto trasporti, casa, servizi, che fanno sì che i giovani se ne vadano. Su questo io credo debba essere messo mano in termini seri, perché noi non possiamo pensare ad un fenomeno semplicemente contemplandolo, come si evince dai discorsi molto spesso di chi sta amministrando questa regione. Io credo vada messa mano, noi riteniamo vada messa mano a tutta una serie di politiche per far sì che i giovani possano trovare, insomma, delle condizioni di vita e di lavoro opportune e dignitose anche qui in Veneto. Ecco, questione della casa, anche questa una questione particolarmente sentita. Questo è stato dedicato al nostro sondaggio di ieri. Prego la regia di farci vedere com'è andata, l'abbiamo visto ieri sera nel corso di Ring. Sfratto dopo 2 mesi di affitto non pagato è giusto? Era la domanda alla quale avevamo chiesto ai telespettatori di rispondere. Bene, lo vedete, il 96,3% ha risposto sì, il 3,7% no. Questo quesito, diciamo, era in relazione alla proposta che è stata avanzata in queste ultime ore dal governo di rendere più facili gli sfratti per come dire, incentivare anche i proprietari a affittare i propri immobili sul lungo termine, invece che magari orientarsi sugli affitti turistici più brevi ma magari più sicuri dal punto di vista della redditività dell'immobile. Anche questo sappiamo è un tema particolarmente presente nella nostra regione. Avvocato Morosin. Allora, io devo essere schietto perché la mia esperienza professionale mi consente di valutare questa proposta con una certa prudenza. Teniamo presente che si parla di avere un provvedimento del giudice entro 2 mesi, diciamo, dalla inadempienza, no? Che sia stata. In realtà questo serve per ottenere il provvedimento del giudice. Il giudice poi ha la possibilità di dare un termine di rilascio e poi c'è la fase esecutiva del rilascio. Quindi il vantaggio è solo sulla carta, non è che sia o che ci sia un pericolo per chi è in mora nel fatto di essere buttato fuori casa immediatamente. Può ottenere il titolo prima, e il titolo dal giudice, cioè lo sfratto per morosità, invece che aspettare un tempo più lungo, oggi si può probabilmente, se sarà approvata questa norma, ottenuto prima. Ma è la fase esecutiva quella che conta, è il tempo di dilazione tra
lo sfratto dichiarato dal giudice e l'esecuzione dello stesso è quello che conta. Diciamo che bisogna essere molto pragmatici. Questo argomento comunque a mio parere può andare bene se siamo realistici in tutta questa fase che ho descritto, ma soprattutto se prima ancora ci adoperiamo per risolvere il problema della casa. Questo è il punto. Accennavamo poc'anzi dei giovani che se ne vanno all'estero. Una delle ragioni sono i redditi bassi e la difficoltà di trovare casa. Trovare un alloggio oggi è un miraggio spesso, o lo si trova a costi altissimi. Uno non può impegnare la metà del suo reddito per una casa, per un alloggio. È chiaro che se ne va all'estero. E quindi il tema anche degli alloggi pubblici, il tema della rigenerazione dei molti alloggi pubblici che una certa realtà, dobbiamo dirlo, di sinistra in passato ha favorito a canoni non idonei, cioè si pagavano 10-20 euro. Bisogna che ci siano degli affitti ovviamente moderati, che gli alloggi siano idonei, quindi anche dal punto di vista delle qualità ambientali e delle caratteristiche, però quello che è giusto pagare va pagato. Una volta affrontato il tema abitativo con questo atteggiamento anche positivo, a me può anche star bene che vi sia un provvedimento di rilascio per chi di sfratto, per chi non paga, perché chi non paga e ne ha magari i mezzi, perché teniamo conto non tutti gli inadempienti o coloro che sono in mora perché sono in malafede o non vogliono pagare, sono cattivi i pagatori. A volte c'è uno stato di necessità, allora torniamo nel profilo sociale che dovrebbe essere gestito a livello locale con maggior attenzione. L'aspetto sociale, ripeto, distinto dall'aspetto sanitario, è una delle priorità che si è dato il giovane ma deciso candidato presidente Alberto Stefani, che io convintamente sostengo, e questo è uno dei punti, ripeto, fondamentali. Ecco, Gabriele Zanella, la questione della casa. Allora, premesso che la sinistra non ha mai governato il Veneto è passato dalla Democrazia Cristiana ad un governo trentennale del centrodestra. Allora, io trovo questa proposta scellerata perché anziché intervenire su una situazione, su un piano di difficoltà sociale sempre più presente, sempre più evidente, si pensa di buttare fuori le persone di casa. Allora, innanzitutto gran parte della morosità è morosità incolpevole, persone che perdono il lavoro, persone che si trovano in situazioni di precarietà, persone che hanno delle difficoltà di salute e quant'altro. A fronte di questo gli affitti privati sono sempre più alti, anche nei nostri territori. Allora è necessario un intervento pubblico che faccia da calmiere, che faccia sì che gli alloggi messi a disposizione dal pubblico aumentino, e ne abbiamo di sfitti anche qui a Treviso, anche e soprattutto qui a Treviso, il quartiere San Paolo, il Biscione, realtà che noi viviamo nel nostro attivismo politico. È necessario che ci sia una messa a disposizione di alloggi pubblici ben superiore a quella che è l'attuale. Le liste d'attesa per le case popolari, le graduatorie per le case popolari sono infinite oramai, e gli alloggi che vengono assegnati sono poche decine a fronte di centinaia di istanze, di richieste, e quindi io credo che veramente la classe politica si debba concentrare su questo, fattivamente, concretamente, anziché fare le boutade sul fatto buttiamo fuori chi non paga per 2 mesi, perché veramente nella stragrande maggioranza dei casi ci sono situazioni di affitti esorbitanti, di bollette, di spese condominiali da migliaia di euro e quant'altro, e le persone non ce la fanno più, perché non lavorano, hanno lavori precari, hanno situazioni di disagio, e la cosa pubblica non ha riservato a questo capitolo in particolare l'attenzione che un paese dignitoso, che una regione dignitosa dovrebbe riservare a uno
delle istanze fondamentali, uno dei diritti fondamentali, quella dell'avere un tetto a condizioni accessibili e a condizioni proporzionate anche a quello che è il reddito e la situazione economica e sociale delle persone. Ecco, un altro tema che volevo affrontare con voi, che purtroppo continua ad essere di grande attualità, è quello del lavoro e degli incidenti sul lavoro. Delle ultime ore la notizia dell'ennesima tragedia che si è verificata in provincia di Rovigo. I dati pubblicati proprio ieri collocano la nostra regione al secondo posto in Italia dopo la Lombardia per morti sul lavoro. Alessio Morosin, anche questo sicuramente è una piaga che bisogna in qualche maniera risolvere. Lei dice bene, purtroppo ai noi è una piaga. In effetti di fronte ad episodi gravi come quelli di chi perde la vita lavorando, pensate, non giocando, non facendo vacanze, lavorando, è drammatico. Bisogna fare molto di più. In che modo? Abbiamo un'istituzione, lo SPISAL per esempio, l'istituto che ha la responsabilità di controllare la regolarità dei cantieri, il rispetto delle norme, la sicurezza in particolare. Ci sono i piani della sicurezza per ogni intervento edilizio. Ma al di là delle formalità burocratiche ci vuole una vigilanza su questo versante. Non è pensabile che una persona come quella che è successo, il fatto che è successo a Rovigo ieri, esce al mattino di casa per andarsi a guadagnare il pane e non torna più. È una cosa inaccettabile in una società come la nostra, che si riempie sempre la bocca di garanzie, di diritti, di tutele. E quella più importante è la tutela della vita. Abbiamo anche degli invalidi sul lavoro, oltre che i decessi, e non sono pochi. Il Veneto, come diceva bene lei, ha una percentuale vergognosamente alta di incidenti sul lavoro. Perché? Bisogna implementare il momento del controllo, della prevenzione, e chi sbaglia deve pagare, è inutile che ci giriamo attorno. La vita è il bene più prezioso che abbiamo, le conseguenze per tutti sono poi pesantissime, perché evidentemente la morte è il momento, diciamo, che toglie alle famiglie anche gli affetti, le relazioni, la stessa sopravvivenza delle famiglie. Pensiamo a chi è padre di famiglia, che ha dei figli, che ha una consorte. Insomma, io credo che bisogna fare molto di più. La Regione può impegnarsi, io credo, con la vigilanza. Quello è l'unica cosa che possiamo fare. E possiamo anche, noi come cittadini, forse bisognerebbe pensare a una protezione civile nell'ambito della sicurezza sul lavoro, creare anche in questo ambito forse un qualcosa di volontariato, che non vuol dire fare la spia, vuol dire segnalare tutte quelle situazioni di pericolo che quotidianamente possiamo incontrare quando giriamo per strada e quando viviamo il nostro territorio. Zanella, sugli incidenti sul lavoro. Noi seguiamo questo tema molto da vicino, da anni, molto vicini alla causa della famiglia Battistetti, della morte di Mattia Battistetti in cantiere, che vedrà l'ennesima udienza il prossimo 22 gennaio. Quindi è un tema che mi sta molto a cuore, essendo anche operaio. Allora, siamo di fronte ad una strage. Siamo di fronte ad una strage nella quale tutti gli ambiti dello Stato, della cosa pubblica, sono pienamente coinvolti e io credo corresponsabili. Allora, gli organici dei 3 enti che si occupano, altro che una ennesima protezione civile, gli enti sono già 3, SPISAL, Ispettorato del Lavoro, NIL dei Carabinieri. Sono tutti ampiamente sotto organico e di controlli non se ne vede neanche l'ombra. Lo SPISAL passa nei luoghi di lavoro a babbo morto, nel vero senso della parola. Di fronte a questo, gli investimenti che le imprese fanno sulla sicurezza, l'attenzione, la priorità che va data alla sicurezza è praticamente inesistente, perché il rischio di un controllo è infinitesimale, le sanzioni correlate sono anch'esse ridicole, inadeguate,
Le pene nel momento in cui succede sono anch'esse, diciamo, non adeguate alla gravità di questo fenomeno, alla gravità di questa strage. Dal punto di vista della legge, noi riteniamo, della pena, noi riteniamo vada introdotto il reato di omicidio sul lavoro. Ma quello che in questo momento è più pressante è la prevenzione, ovviamente, e il fatto che lo Spisal, anziché essere tagliato, come è stato fatto anche qui in provincia a Conegliano, vada aumentato nell'organico, che i controlli vadano aumentati. Dopodiché che vada anche facilitata in qualche misura la denuncia, perché molto spesso, non in tutte le realtà, c'è, diciamo, una possibilità che ci sia un RSU sindacale, dei delegati sindacali che si prendono a cuore questo tipo di tema. Molto spesso siamo in realtà industriali di piccola e media impresa, nei cantieri e quant'altro, non sindacalizzate, nelle quali questo non avviene, e molto spesso il lavoratore stesso, precario, quindi ricattabile, quindi in difficoltà, non è nei rapporti di forza da sentirsi di fare una denuncia. Questo è anche il portato di come sul tema del lavoro la legislazione, la legiferazione e le misure, la normativa degli ultimi 30 anni vada costantemente contro gli interessi, contro i diritti di chi lavora, delle lavoratrici e dei lavoratori. Quello del tema sul lavoro, al di là del cascare dalle nuvole di fronte sempre all'ennesimo caso, che è quello che la politica e di governo e regionale fa, al di là del piangere il caso sul giornale per 2 giorni, è una situazione che da anni ci vede con 1500 morti l'anno su scala nazionale, con il Veneto purtroppo in testa a questa classifica e con una classe politica che non fa nulla di concreto per porre finalmente fine a questa strage. Quindi aumento degli organici per quello che concerne la Regione, aumento dei controlli, perché oggi veramente il controllo è una cosa che non si vede mai nei luoghi di lavoro. Ecco, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco restate con noi. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, spazio dedicato all'approfondimento politico in vista delle elezioni regionali, con Gabriele Zanella di Pace, Salute e Lavoro e Alessio Morosin, Liga Veneta Repubblica. Parliamo ora di autonomia, questa riforma attesa da 8 anni dopo il referendum, che in questo momento in che situazione si trova? Morosin. Guardi, il tema mi piace molto perché lo conosco, mi considerano quasi tutti il padre naturale di questo percorso per l'autonomia differenziata e ne sono anche orgoglioso, e per questo motivo sono maggiormente afflitto del fatto che non si è raggiunto nulla, ed è per questo motivo che il presidente Stefani, candidato del centrodestra, mi ha voluto al suo fianco in questa competizione elettorale per portare la mia esperienza, la mia conoscenza sul tema, per rilanciare il tema dell'autonomia. Non dobbiamo dimenticare, e certa sinistra purtroppo lo ha dimenticato, che il 22 ottobre 2017 ha votato a favore dell'autonomia differenziata il 98,1% dei veneti, con una partecipazione trasversale. Quindi l'autonomia differenziata non è la richiesta di una parte politica o di un partito, è la richiesta di tutto il popolo veneto, e questo motivo mi fa pensare che non può essere considerato quel referendum e l'equivalenza di un sondaggio o di una presa di posizione. È un atto, il referendum è un atto di democrazia per antonomasia. Purtroppo la legge, il titolo quinto della Costituzione, che consentiva l'autonomia differenziata, voluto dalla sinistra del 2001, è stato un po' dimenticato, non coltivato da tutti. Ma nel 2017
Immediatamente dopo il referendum abbiamo avuto un fatto che a mio avviso va ripreso, quello delle trattative dirette tra lo Stato e la regione interessata al singolare. Attenzione, perché molti hanno giocato sul fatto dell'autonomia differenziata per tutti. No, no, perché la Costituzione lo prevede per la regione interessata al singolare. Direi anche politicamente, senza sbagliare, che era in favore del Veneto principalmente, o di chi altro, come il Veneto viveva situazioni particolari per le quali l'autogoverno è negato pur essendo previsto dalla legge. Allora che cosa è successo? Che secondo me la legge Calderoli dell'anno scorso, ingabbiata definitivamente con la sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale, non ha spazi. Una sentenza inconsulta, ho sempre detto, contestatissima, non lo dico io. Leggetevi il libro del professor Bertolissi, che è uscito per Ciappichelli qualche settimana fa e ne è la controprova. Bisogna quindi, secondo me, ripartire dalle trattative dirette, come quelle fatte e raggiunte con le preintese quadro del governo Gentiloni a fine febbraio 2018, e allora si mette il Parlamento di fronte alle sue responsabilità. La legge Calderoli non serviva, e l'ha detto lo stesso Calderoli, la sinistra l'ha strumentalizzata, quindi vediamo al punto finale. Il Parlamento si prende le sue responsabilità e il governo del Veneto, il nuovo Consiglio regionale, rilanci le trattative dirette. Rimando al mio intervento di oggi, che è pubblicato dal Corriere del Veneto a pagina 7, dove spiego in modo, penso, dignitoso e tecnicamente corretto il fondamento di questa mia posizione. Ecco, Zanella, la vostra posizione sull'autonomia. La nostra posizione è che questa autonomia, quella che viene richiesta, sia una forma di centralismo regionale. Per noi l'autonomia è la capacità di venire incontro in primo luogo a chi all'ente di prossimità rispetto alle esigenze dei cittadini, che sono i comuni. Per noi questo è il vero livello di autonomia, far sì che le decisioni molto spesso sul territorio vengano prese nei comuni, che i comuni siano investiti e siano di maggiori trasferimenti per far sì che appunto tutte quelle persone che bussano ai servizi sociali non debbano vedersi respinte o vedere disattese quelle che possono essere i propri bisogni. E quindi per noi questa è l'autonomia, un'autonomia che centralizza tutto sulle regioni e che poi alla fine le regioni vanno praticamente individualmente a fare una contrattazione diretta con lo Stato centrale rispetto ai temi, rispetto a questioni che invece dovrebbero vedere un ordinamento complessivo con dei livelli essenziali, con un universalismo dei diritti fondamentali che vale per tutto il territorio nazionale e con un'attenzione, con una pratica concreta che veda i comuni come elemento centrale rispetto alla presenza della cosa pubblica nel territorio. Per noi insomma la questione dell'autonomia, al di là che insomma al governo ci sono gli stessi partiti che poi l'hanno proposta e l'hanno sostenuta, quando metà veneti. Poi le vostre dinamiche interne, a partire dalla scelta del candidato della regione dove si vuole l'autonomia che è stata fatta a Roma, sulle vostre dinamiche interne io non entro. Però diciamo al governo ci sono quelli che alla fine l'hanno proposta e che in qualche misura rappresentano quella metà di veneti che è andata a votarla, perché poi le persone che hanno votato per l'autonomia insomma non sono chiaramente tutti i veneti. Chi era in qualche misura contrario o vede l'autonomia o vede la dislocazione periferica della cosa pubblica diversamente, come la vedo io, come la vediamo noi, che riteniamo che sia il comune l'elemento centrale rispetto alle risposte da dare ai cittadini, noi abbiamo questo tipo di proposta e di posizione rispetto a quello che è l'autonomia e rispetto alle risposte che i cittadini debbano... Sulle risorse, Zanella, a proposito di questo? Sulle risorse? Sì. Ma se voglio dire lo Stato trasferisse dei soldi ai comuni anziché prendere armi, anziché insomma investire il bilancio dello Stato sempre di più in armamenti, se
trasferisse più soldi ai comuni, credo che avremmo la risposta, così come se assumesse più medici, così come se assumesse più insegnanti. Io credo che ci sia un livello di spesa pubblica totalmente sbilanciato, non su cose secondarie, proprio su cose dannose. Siamo di fronte ad un livello di economia e di spesa pubblica in questo momento tutta centrata sul riarmo, tutta centrata sulla guerra, quando siamo in una situazione di crisi, per non dire di disfatta sociale, di istanze sociali, di bisogni sempre più emergenziali e di una cosa pubblica che non risponde a questi bisogni fondamentali, ma pensa di dotarsi di bombe, carri armati, lince e quant'altro. Ecco, noi abbiamo praticamente finito il tempo a nostra disposizione per oggi, quindi io ringrazio Alessio Morosin, candidato per Liga Veneta Repubblica. Sono capolista nel collegio elettorale di Padova e di Venezia. Per Liga Veneta Repubblica, che sostiene Alberto Stefani come candidato presidente alla Regione del Veneto, e Gabriele Zanella, candidato della lista Pace, Salute e Lavoro a sostegno di Giovanni Manildo, candidato presidente alla Regione Veneto. Questa prima edizione dei nostri telegiornali termina qui. Subito dopo la sigla l'appuntamento è con il nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo torna l'approfondimento di Antenna 3, quest'oggi con lo speech CGIL si parlerà di case di riposo. A tutti un buon pomeriggio. Arrivederci.